Fondo Veneto Energia. Incentivi per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili. La Regione Veneto ha approvato una nuova linea di finanziamento denominata Fondo Energia che ha l'obiettivo di incentivare gli investimenti in efficienza energetica e fonti rinnovabili. I beneficiari sono le imprese, i professionisti e i lavoratori autonomi che hanno sede operativa nel territorio del Veneto. Nel bando è prevista anche una specifica indicazione dei codici Ateco ammessi ed esclusi. Per accedere a questo bando è necessaria la disponibilità della sede operativa oggetto di intervento agevolato che sia nella disponibilità appunto in forza di un diritto di reale o personale godimento che abbia una durata minima residua di 10 anni dalla data di presentazione della domanda. L'agevolazione consiste in un finanziamento agevolato fino all'80%, del quale il 50% con provvista pubblica a tasso zero e il rimanente con un tasso convenzionato. La durata del finanziamento va da un minimo di 36 mesi ad un massimo di 84 mesi, compreso un preammortamento massimo di 18 mesi. L'agevolazione poi consiste in una sovvenzione a fondo perduto, quindi un contributo a fondo perduto nella misura massima del 20%, con un minimo di investimento di 100.000 euro ed un massimo di investimento di 600.000 euro, massimo di investimento agevolabile. La norma può essere utilizzata con una richiesta dell'agevolazione in regime di de minimis oppure attraverso il regime GBER. Cambiano i parametri delle SL da prendere in considerazione. Gli interventi ammissibili sono quelli di efficientamento energetico delle imprese rivolti sia al ciclo produttivo sia agli immobili aziendali, questa è un po' una novità di questo bando, incentivando il ricorso alle energie rinnovabili per l'autoconsumo e la produzione di energia necessaria ad alimentare i cicli produttivi anche attraverso l'installazione dei relativi impianti. Nel dettaglio, gli interventi ammissibili fanno riferimento all'efficientamento energetico del ciclo produttivo e in particolare all'acquisto e installazione di macchinari e attrezzature non alimentati a combustibili fossili, questo deriva dal rispetto delle normative europee, e a minore consumo energetico in sostituzione di macchinari ed attrezzature in uso nella sede operativa oggetto di intervento. Abbiamo poi l'acquisto e l'installazione di sistemi e componenti non alimentati a combustibili fossili, compreso il gas naturale, in grado di ridurre i consumi energetici dei cicli produttivi nella sede operativa oggetto di intervento. Abbiamo poi l'acquisto e l'installazione di apparecchi LED a basso consumo in sostituzione dell'illuminazione tradizionale. Il capitolo successivo relativo all'efficientamento energetico degli immobili aziendali prevede interventi diretti all'efficientamento energetico degli edifici e delle unità operative, interventi di efficientamento energetico degli impianti di riscaldamento o raffreddamento degli edifici delle unità operative tramite generatori di calore, compresi cogeneratori o pompe di calore, non alimentati a combustibili fossili, in sostituzione dei generatori di calore o freddo in uso nella sede oggetto di intervento. Non sono in questo caso ammissibili a contributo gli interventi di natura strutturale sugli immobili. Il capitolo poi dell'installazione di impianti di energie rinnovabili per l'autoconsumo e la produzione di energia necessaria ad alimentare i cicli produttivi prevede l'acquisto e l'installazione di impianti di energia rinnovabili per l'autoconsumo o la produzione di energia necessaria ad alimentare i cicli produttivi, compresi eventuali sistemi di accumulo e stoccaggio, esclusivamente nell'ambito di un progetto che comprenda almeno uno degli interventi che abbiamo visto in precedenza, quindi interventi sulla parte di processo, quindi dei macchinari, oppure sull'edificio. Per esempio, tra i beni ammissibili in questo capitolo ci sono gli impianti fotovoltaici e gli impianti solari termici. Infine, tra gli investimenti ammissibili abbiamo l'acquisto e l'installazione di sistemi per la rilevazione, il monitoraggio e la modellizzazione degli aspetti strategici del sistema produttivo. La realizzazione del progetto deve comportare una riduzione di almeno il 30% dei consumi di energia primaria o di riduzione del gas a effetto serra rispetto alla situazione antecedente all'intervento, anche calcolata per unità di prodotto. Le scadenze: si tratta di una procedura a sportello con punteggio minimo e lo sportello rimarrà aperto fino ad esaurimento dei fondi.
Per maggiori informazioni ed assistenza alla presentazione della domanda, il sito di riferimento è reteagevolazioni.it. Se invece non volete perdere incentivi e agevolazioni che usciranno in futuro, vi invito ad iscrivervi al mio podcast oppure al mio canale. Io sono Franco Rasotto e questa è Rete Agevolazioni.